Buonasera, benvenuti al TG Sicilia. Vediamo i titoli di questa edizione. Via libera dal Consiglio dei Ministri al decreto legge infrastrutture che contiene anche la realizzazione del ponte sullo Stretto. Cantieri pronti a partire dall'estate. Centrale il tema delle infiltrazioni criminali. Tragica morte sul lavoro in provincia di Caltanissetta. Un uomo di 55 anni cade da oltre 3 metri mentre è intento a riparare la saracinesca di un supermercato. La vittima, un bidello, cercava di arrotondare facendo altri lavoretti. Catania, si muore ancora sulla circonvallazione. In uno scontro tra auto e scooter perde la vita una dipendente dell'università. La donna era a bordo del mezzo a 2 ruote. Fatale l'impatto a pochi metri dall'autovelox. Recuperato il boma della Baesian 10 giorni fa, l'ennesima tragedia collegata al veliero di lusso. Un sub di nazionalità olandese ha perso la vita mentre tentava di tagliare la trave incernierata all'albero a 49 metri di profondità. Studente catanese truffa la regione attraverso il rimborso dei biglietti aerei contro il caro voli. Percepiti indebitamente 86.000 euro. Il giovane è stato smascherato e denunciato per truffa aggravata e autoriciclaggio. Il fiume Gela si tinge di nero con una patina oleosa dall'odore acre. I cittadini denunciano l'ennesimo allarme ambientale. Le istituzioni si muovono, ma la verità resta sommersa. Calcio, il Catania guarda già al futuro, primi obiettivi Torre del Grifo e Zarbano. Importante bruciare le tappe su confermati e nuovi innesti per lavorare al meglio fin dal ritiro. Bentrovati, dal Consiglio dei Ministri arriva il via libera al decreto legge infrastrutture che al suo interno contiene anche il ponte sullo Stretto. Cantieri pronti a partire dall'estate, ma uno dei temi centrali è quello di evitare le infiltrazioni criminali. Francesco Triolo. L'approvazione del decreto legge infrastrutture avvenuta in Consiglio dei Ministri imprime una forte accelerazione alla realizzazione di infrastrutture chiave come il ponte sullo Stretto, un passaggio importante alla vigilia della pronuncia del CIPES sul progetto definitivo. È in conferenza stampa tenuta insieme all'amministratore delegato della Stretto di Messina Pietro Ciucci, che ha lanciato l'ipotesi di ANAS come stazione appaltante, il ministro Matteo Salvini ha ribadito che l'avvio avverrà a breve. C'è l'ultimo passaggio del Ministero dell'Ambiente, c'è la comunicazione alla Commissione europea e c'è l'approvazione al CIPES. Quindi sono 3 passaggi che nell'arco delle prossime settimane dovrebbero arrivare a compimento, il che vuol dire che l'estate 2025 è quella dei lavori. A margine si è discusso sul tema della legalità, con una volontà comune, quella di contrastare ogni tipo di infiltrazione e appetito malavitoso. Ci possono essere, l'obiettivo di questi protocolli di legalità, di queste normative antimafia, del database, dei terreni da espropriare, delle aziende da coinvolgere, del badge da cantiere per garantire il nominativo, la sicurezza, la trasparenza. Stiamo cercando di mettere in piedi il massimo dell'argine possibile a qualsiasi tentativo di intromissione in questa opera pubblica. Il ministro degli Interni Matteo Piantedosi ha annunciato che la procedura di realizzazione del ponte sullo Stretto verrà trasferita alla struttura per la prevenzione antimafia presso il Viminale, centralizzando gli esiti dei controlli e della gestione sullo stile di quanto avvenuto con le opere delle Olimpiadi Milano-Cortina. Ancora una tragica morte sul lavoro in provincia di Caltanissetta, dove un uomo di 55 anni è morto cadendo da oltre 3 metri mentre stava riparando una saracinesca di un supermercato. Rita Cinardi. Ennesimo grave incidente sul lavoro in provincia di Caltanissetta, a Serra di Falco, dove un uomo di 55 anni, Salvatore Cumbo, è morto dopo essere caduto da un'altezza di oltre 3 metri. L'incidente si è verificato all'interno di un supermercato di via Cavalieri di Vittorio Veneto. A quanto pare il 55enne, che nella vita faceva il bidello, aveva accettato di sistemare la saracinesca del supermercato mentre era in cima ad una scala alta più di 3 metri, però per cause che dovranno ancora essere accertate è precipitato. Dalla centrale del 118 di Caltanissetta è stato immediatamente inviato di soccorso, ma quando i sanitari sono arrivati non c'era più nulla da fare.
Il 55enne è morto sul colpo. Sono intervenuti i carabinieri del nucleo ispettorato del lavoro che adesso dovranno ricostruire la dinamica dell'accaduto, oltre che accertare se l'uomo stesse riparando la saracinesca a titolo di favore per arrotondare. Soltanto pochi giorni fa un'altra tragedia sul lavoro si era verificata a San Cataldo, comune tra Serra di Falco e Caltanissetta, dove un giovane di 23 anni, studente di ingegneria, era caduto da oltre 10 metri mentre montava dei pannelli su un palazzo in ristrutturazione. Il giovane, i cui organi sono stati donati all'Ismet di Palermo, al Bambino Gesù di Roma, dopo una settimana di agonia è morto al reparto di rianimazione. Dall'inizio dell'anno gli incidenti sul lavoro in Sicilia sono aumentati drammaticamente. Con quello di oggi i casi di morte sul lavoro salgono a 17, un drammatico record che vede la Sicilia tra le regioni più colpite. A Catania ancora un incidente mortale sulla circonvallazione. A perdere la vita questa volta è stata una dipendente dell'università. Fatale lo scontro tra il suo scooter ed un'auto non distante dalla colonnina dell'autovelox. Tonino De Mana. Pezzi di scooter disseminati sul selciato, il corpo senza vita della conducente a terra, sbalzato a diversi metri di distanza a causa del violento impatto. Sono le immagini dell'ennesimo incidente mortale sulla circonvolazione di Catania. L'ultima vittima è una dipendente dell'Università Etnea, Valentina Barbagallo, 56 anni, che si trovava in sella ad un motociclo. All'altezza dell'incrocio tra Viale Ulisse e Via Bernardo Colnago, quasi per un beffardo scherzo del destino con la colonnina dell'autovelox a pochissimi metri, la donna è stata investita da una Peugeot 208. Entrambi i mezzi viaggiavano in direzione di marcia Mister Bianco. Da capire e da ricostruire la dinamica dell'incidente avvenuto poco dopo le 7 in un tratto particolarmente trafficato. Sul posto, oltre al personale del 118, sono arrivati i vigili del fuoco e gli agenti della sezione infortunistica della Polizia Municipale. Fondamentali ai fini delle indagini potrebbero essere le immagini dei sistemi di videosorveglianza. Il traffico ha subito pesanti rallentamenti. Baby gang di nuovo in azione, questa volta a Palermo. 2 ragazzi finiscono in ospedale perché sono stati aggrediti dal branco. Caccia appunto a questa banda che scorrazza di notte nella zona della stazione centrale. Ci dice tutto Manlio Viola. Accerchiati e picchiati soltanto per essersi lamentati dei ciclomotori sui marciapiedi. È successo a 2 25enni che sono stati aggrediti da quello che ormai tutti chiamano il branco della stazione. È così che sono soprannominati dai residenti della zona un gruppo di ragazzini di età compresa probabilmente fra i 16 e i 21 anni che scorazzano con ciclomotori elettrici dalla parte alta della zona pedonale di Via Macheda fino alla stazione ferroviaria centrale di Palermo. Dalla tarda sera a praticamente tutta la notte questo mini branco composto da 5 o 6 ragazzini è padrone dell'intera zona, con i ciclomotori elettrici che secondo molti sarebbero biciclette a pedalata assistita modificate, scorazzano avanti e indietro per la Via Macheda Alta provocando i passanti e cercando sempre di creare mini risse. Sarebbe questo il loro modo violento di divertirsi. Ieri sera hanno incontrato il gruppo di 2 giovani che aveva trascorso la serata in piazza Sant'Anna. Verso le 2 di notte i ragazzi stavano andando in Via Perez a riprendere l'auto parcheggiata quando hanno incontrato il branco che ha iniziato a girargli intorno passando sui marciapiedi. È bastata la lamentela di uno dei 2 a far scattare la violenza. Soccorsi dal 118 dopo l'aggressione, i 2 ragazzi sono stati trasportati all'ospedale civico e subito hanno sporto denuncia. La polizia sta acquisendo i filmati delle telecamere di sicurezza degli esercizi della zona per tentare di risalire all'identità dei componenti della piccola banda. Nessuna traccia di sparo, la conferma arriva direttamente dagli investigatori che stanno indagando invece sulla rissa di sabato sera avvenuta a Noto. La zona affollata per l'infiorata era presidiata comunque dalle forze dell'ordine, ma nemmeno questo ha intimorito i 3 giovani, tra cui un minorenne. Francesca Loi. Noto è ancora scossa per la rissa tra 3 giovani armati di pistola. Nel sabato sera dell'infiorata si è sfiorata la tragedia. Qualcuno addirittura ha sentito alcuni spari, anche se gli investigatori confermano che in via Pirri, dove tutto è accaduto, non ci sono tracce, nessun proiettile né bossolo. Una pistola comunque c'era ed è stata sequestrata. Chi indaga però vuole una certezza in più. Per questo sono stati disposti accertamenti, per capire se l'arma abbia sparato o no. Una rissa scoppiata vicino ai locali ed è proprio dalle immagini di telecamere come questa che potrebbe essere chiarito ogni dubbio. I 2 maggiorenni, 21 e 23 anni di Avola, adesso ai domiciliari, avevano precedenti e non potevano lasciare il comune di residenza. Il più grande aveva anche un daspo sportivo. Ma c'è di più.
Come ci ha detto il sindaco di Noto Corrado Figura, il gruppetto sarebbe stato protagonista di un'altra rissa, appena una settimana fa, a Marzamemi. Intanto, mentre le indagini proseguono, la riflessione è d'obbligo, perché i giovani escono sempre più spesso armati. E adesso parliamo del naufragio della Baesian. Dal mare esce il primo pezzo, è stato recuperato infatti il Boma dalla Ebolift 2. Il super yacht dovrebbe tornare in superficie invece la prossima settimana. Marco Gulla. Dopo la tragedia legata alla morte del sub olandese nei giorni scorsi, sono riprese a pieno ritmo le operazioni per il recupero del Baesian a Porticello. Il Boma del super yacht, l'Albero, è stato recuperato questa mattina dalla più piccola delle navi gru, la Ebolift 2. È il primo pezzo del veliero affondato il 19 agosto scorso a tornare in superficie. Sul fronte indagini continua la ricerca della via d'entrata dell'acqua che ha portato all'affondamento. Gli ultimi riscontri arrivati sul tavolo dei magistrati e della Guardia Costiera svelano un passaggio chiave nella ricostruzione del naufragio. È certo che nessun boccaporto o portellone è stato chiuso nei minuti precedenti all'affondamento. Per avere un quadro completo è indispensabile che il Baesian venga messo in secca nel porto di Termini Merese. La data per il recupero slitta di una settimana. Il nuovo cronoprogramma ha fissato fra il 26 e il 28 maggio la data in cui materialmente il relitto emergerà. Poi verrà svuotato dell'acqua e trasportato sospeso in aria in porto. Uno studente di Catania aveva falsificato migliaia di biglietti per ottenere i rimborsi dalla regione per il carovoli e pensate che era riuscito a percepire ben 86.000 euro. Lorena Dolci. Avrebbe effettuato quasi 900 voli nel solo mese di ottobre, naturalmente solo sulla carta e con nomi falsi. Così un catanese di 26 anni era riuscito a truffare la regione chiedendo i rimborsi per biglietti aerei previsti dalla piattaforma Sicilia Pay Bando Carovoli, che riserva uno sconto del 25-50% ai residenti nell'isola in volo da e per Roma o Milano. Lo studente 26enne aveva creato al computer carte di imbarco false con tanto di QR code, con tutti i dettagli e i loghi delle compagnie. Poi ha esagerato, ha presentato oltre 2.600 biglietti in 9 mesi, anche diverse volte nello stesso giorno, per un rimborso di 180.000 euro, riuscendo ad ottenerne più di 86.000, prima che la regione notasse l'anomalia, bloccasse i rimborsi e presentasse denuncia. Abbiamo dimostrato che anche la regione, che a volte nell'immaginario collettivo non viene definita o comunque non viene considerata al passo coi tempi a livello tecnologie, invece il server che abbiamo impostato con tutti gli alert relativi alla gestione della lotta al carovoli ha fatto sì che potessimo segnalare prontamente l'anomalia con tutte le specifiche tecniche. In mezzo a migliaia di richieste, i finanziari hanno scoperto che solo 3 voli erano reali. Per il giovane accusato di truffa aggravata e autoriciclaggio è scattato il sequestro sui conti. Stava investendo il denaro incassato in titoli di Stato e in fondi assicurativi. E a proposito di voli, venerdì 23 il primo diretto Catania-New York operato da Delta Airlines con partenze giornaliere fino ad ottobre. Gli americani sono importantissimi per il segmento lusso in Sicilia, dicono gli albergatori, soddisfatti anche gli agenti di viaggio. Eva Spampinato. Quello che vedete è il modello di Boeing 767-300ER della Delta Airlines che dal 23 maggio collegherà ogni giorno Catania a New York partendo dall'aeroporto di Fontanarossa. Al momento lo vediamo sulla carta, ma gli agenti di viaggio vendono i 216 posti disponibili già da mesi, con buon riscontro da parte del pubblico. Durante la prima campagna promozionale i prezzi erano dai 540 euro in su, andata e ritorno, e adesso in media siamo sui 6,20, 6,30. Un'opportunità straordinaria per chi potrà finalmente volare nella Grande Mela senza scali, con orari più comodi e a prezzi più convenienti. Il volo è giornaliero, impiega 10 ore per arrivare a New York, ha anche un orario abbastanza comodo che non ti impone delle elevatacce, e al ritorno addirittura ci impiega 9 ore e un quarto. Anche al ritorno ha un orario abbastanza comodo. Il nuovo volo Delta da Catania ha avuto come effetto positivo per i passeggeri l'abbassamento dei prezzi delle altre compagnie che fanno scalo su Roma. È un volo prevalentemente
prevalentemente stagionale per il momento, finirà il 24 di ottobre. Un segnale fortissimo per il settore del lusso, come conferma Marcello Mangia, AD dell'omonimo gruppo alberghiero. Il turismo americano è fondamentale per la fascia medio-alta delle strutture alberghiere nella regione sia di Catania che di Palermo. Il Catania-New York apre nuove rotte non solo nel cielo ma anche per l'economia dell'isola. Vengono a ricercare delle esperienze autentiche, la Sicilia ne è piena perché insomma abbiamo veramente un menu turistico di altissimo livello e cercano strutture da 5 stelle, sostanzialmente 5 stelle lusso. Cambiamo argomento, o meglio, dagli aerei parliamo di auto. Occhio alle infrazioni stradali, perché in aggiunta alle ganasce la Polizia Municipale di Catania punta sullo street control. Prime multe in corso Italia, l'obiettivo è quello di arginare come sempre la sosta selvaggia. Tonino De Mana. Ganasce e street control. L'offensiva è lanciata a Catania con l'obiettivo di arginare il fenomeno della sosta selvaggia. Messa da parte la prevenzione, si passa ora alle maniere forti, unico modo per sradicare vecchie abitudini come parcheggiare in doppia o tripla fila, sulle scivole per disabili o in prossimità degli attraversamenti pedonali. Nostro suggerimento: alcune strisce zebrate, per esempio nella zona di Piazza Lanza, andrebbero tinteggiate. È comunque un cambio di passo deciso, voluto dall'amministrazione Trantino, dal nuovo comandante della Polizia Municipale Peruga e dal suo vice Blasco. Stiamo riprendendo questa modalità operativa che un po' contrasta, per usare una metafora, il me ne sto andando e la sto togliendo, perché sono una vera e propria iattura per la circolazione. Lo street control da questo punto di vista consente una rilevazione immediata della sanzione. I controlli sono effettuati alternativamente lungo gli assi più trafficati o gli snodi nevralgici della città. Ad effettuarli l'auto che vedete, dotata di sofisticati strumenti di rilevazione digitale. In transito, nel caso specifico su Corso Italia, rileva e fotografa il mezzo che sosta in modo irregolare. L'automobilista non troverà la multa sul parabrezza, ma riceverà la notifica direttamente nel proprio domicilio. Si riducono notevolmente i tempi dell'accertamento e chiaramente questo è uno strumento più efficace quando non c'è possibilità di, in un certo senso, educare il cittadino, allora si va alla repressione. Capitolo Ganasce, oggi nuova puntata in via Santa Sofia, in prossimità del pronto soccorso del Policlinico. A Gela il fiume si tinge di nuovo di nero, una patina oleosa dall'odore acre per l'ennesimo allarme ambientale. I cittadini denunciano, le istituzioni si muovono, ma la verità resta sommersa. Gerry Italia. Un'altra giornata nera per il fiume Gela, nera non solo nell'aspetto ma soprattutto nel significato. Le sue acque tornano a sporcarsi di sostanze sconosciute, dense e maleodoranti. I primi a lanciare l'allarme sono stati alcuni cittadini che hanno segnalato la presenza di acqua nera, probabilmente riconducibile a scarichi fognari, in un'ampia porzione del fiume. Sul posto, allertato dai residenti, è arrivato anche il senatore Pietro Lorefice, membro della commissione bicamerale Ecoreati. Insieme a lui gli uomini della Capitaneria di Porto e i tecnici dell'ARPA. Non ci possiamo più permettere neanche un grammo di inquinamento. Gela sta puntando in maniera decisa a cambiare passo, perché se dobbiamo puntare sul turismo non ci possiamo permettere di lasciare neanche lontanamente un barlume di dubbio sulla qualità delle acque di balneazione, e pertanto chi ha in gestione o chi governa il ciclo integrato delle acque darà il loro contributo, e gli organi di controllo a tutti i livelli dovranno scendere in campo, perché i gelesi hanno diritto di sapere. Immediati i campionamenti, si cerca di capire cosa sia quella sostanza e da dove provenga, esclusi, almeno per ora, guasti agli impianti pubblici di sollevamento. Anche Caltacqua, gestore della rete idrica, non rileva irregolarità nei propri impianti, ma la minaccia resta. Lungo il fiume sono decine gli scarichi sospetti, molti riconducibili a piccole aziende. Si indaga anche sugli affluenti Cimia e Maroglio e sulla vecchia zona industriale. Intanto la procura prepara un nuovo fascicolo, l'ennesimo per inquinamento ambientale contro ignoti. Si cerca un colpevole mentre il fiume continua a trasportare il suo carico nero, maleodorante e potenzialmente pericoloso. Una pausa, tra poco il calcio con il Catania che pensa già al futuro. A tra poco.
bentrovati. Adesso il calcio con il Catania che pensa già al futuro da Torre del Grifo a Zarbano. Importante bruciare le tappe su confermati e nuovi innesti per lavorare al meglio fin dal ritiro, cosa che però non è avvenuta la stagione scorsa. Marco Carli. Cominciare subito per creare la differenza rispetto agli ultimi 2 anni. Quello che sta provando a fare il Catania, regalarsi un'estate migliore senza l'inevitabile inesperienza del primo anno in C con la promozione arrivata a marzo e poco sfruttata per accelerare i tempi, e senza il blackout del luglio-agosto scorso che ha condizionato il mercato e dunque la stagione. Le premesse sembrano diverse, il Catania potrebbe imparare dalle esperienze, anzi sembra averlo già fatto. Pensiamo a Torre del Grifo, poco superiore ai 4 milioni l'offerta. Se le cose andranno per il meglio arriverebbe fra inizio e metà stagione la casa che la società da tempo ha detto di volere e che in questa annata ci si è resi conto che non può essere il Massimino o il Cibalino per molteplici motivi. E poi un dirigente come Zarbano, una persona che possa anche occuparsi dei conti, della gestione, insomma un ruolo specifico coperto. Come in campo serviva un attaccante che facesse da spalla inglese e il peccato di un mercato di gennaio per il resto migliore rispetto a quello della stagione precedente, più assennato, senza stravolgimenti. Il cliché, in modo ovviamente più completo, senza sbavature, è lo stesso che si vuole portare avanti nella prossima finestra estiva. Intorno a metà settimana è previsto l'incontro fra Grella e Toscano. Gli innesti giusti con i giocatori che servono per completare l'organico e puntare in alto, e con le conferme che occorrono, inglese su tutti. Ancora una breve pausa, tra poco le ultime notizie. Incombe Non ci sono aggiornamenti, questa edizione del TG Sicilia termina qui, grazie come sempre per averci seguito, a tutti voi un buon proseguimento di serata.